Salve, tifosi del Napoli! Andiamo a vedere l'ultimo capitolo del mercato dei trasferimenti, concentrandoci sulle mosse decisive di Romelu Lukaku e Victor Osimhen. Le trattative si stanno infiammando e i dettagli stanno cambiando velocemente. Se volete rimanere aggiornati su tutto, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale. Innanzitutto, parliamo di Romelu Lukaku. Il Napoli è in corsa contro il tempo per assicurarsi l'ingaggio dell'attaccante belga entro il fine settimana. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha espresso il desiderio di avere Lukaku in squadra entro domenica. La trattativa con il Chelsea è in corso e il Napoli ha offerto 25 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi l'attaccante. Tuttavia, il Chelsea non ha ancora accettato l'offerta e le trattative proseguono. Lo scenario si sta intensificando e le pressioni per una rapida conclusione dell'affare sono sempre più forti. Nel frattempo, anche la situazione di Victor Osimhen si sta evolvendo. Il Napoli ha un accordo con il PSG, ma il trasferimento è in sospeso, a condizione che il PSG venda Kolo Muani. Osimhen è ancora in attesa della conferma del trasferimento al Paris Saint-Germain e le parti coinvolte stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. Le trattative tra PSG e Napoli sono attive, ma la cessione di Muani è un fattore chiave che deve essere risolto perché l'affare di Osimhen vada in porto. Vale la pena ricordare che, nonostante i movimenti che coinvolgono Lukaku e Osimhen, il Napoli è concentrato sull'acquisto di Lukaku prima ancora di concludere la cessione di Osimhen. La pressione per chiudere l'affare con il Chelsea è alta e Conte vuole avere Lukaku in squadra il prima possibile. Cosa ne pensate di questa mossa? Il Napoli riuscirà ad assicurarsi Lukaku prima di domenica? E come vedete la situazione di Osimhen con il PSG? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti sul mercato dei trasferimenti. Alla prossima!